Signore e signori, buonasera e grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli. Il no del Comune di Udine alla realizzazione di una centrale a biomasse a Paderno è solo l'ultimo atto di una serie di richieste, una ventina, da parte di aziende che si sono fatte avanti con comuni della provincia di Udine e anche in alcune località della destra a tagliamento. Ma vediamo dove e come si vorrebbe produrre energia rinnovabile. Zoppola, località Prati Rossi, Arzene, area ex Fornaci, zona industriale di San Vito al Tagliamento, Valvasone in località Pozzo Pinto, Pannelia di Sedegliano, Villa Orba o Blessano di Basigliano. Sono questi i 6 punti sui quali c'è la massima osservazione del Cordicom e dove potrebbero sorgere degli inceneritori o centrali a biomasse. Escluso il polo di Sedegliano, l'intenzione di chi ha avanzato le richieste nei rispettivi comuni è di bruciare liquami e letami da porcilaie, letami dei polli, per agevolare la fermentazione e produrre biogas. Dal 2010 ad oggi sono oltre una ventina le richieste avanzate, alcune sono state abortite come a Ponte Bettarcento, dove ci sono state opposizioni dure proprio perché secondo i dubbiosi il confine fra l'utilizzo ad esempio di rifiuti vegetali e rifiuti per rispettare le promesse di una filiera corta è molto labile. Ma secondo quanto risulta al Cordicom, sui quali gli esponenti hanno messo gli occhi in più parti della provincia, c'è stata più di qualche azienda che ha bussato alle porte di municipi, come a San Leonardo, a Paludo di Latisana, a Varmo, Bordano, Fagagna, dove è stata autorizzata una centrale ad olio vegetale, ma anche a Magnano in Riviera, Chiusaforte, Cave del Predil, Corno di Rosazzo, Palazzolo dello Stella, a Loneriaco di Tarcento dove c'è l'intenzione di bruciare Cippato, a Lignano Sabbiadoro dove è stata rilasciata l'autorizzazione per un impianto alimentato ad olio di colza, a Pozzuolo del Friuli per la costruzione di una centrale a biogas mandata avanti da prodotti agricoli, ma anche a Palmanova per un impianto di pirogassificazione, cioè con scarti vegetali, a Lestizza dove è stato stilato il piano comunale per la produzione massima di 3 megawatt, a Mortegliano impianto con liquami di polli, a Taipana biomasse forestali e Tarvisio dove l'iter è abbastanza indietro. Il confine fra l'uso di prodotti vegetali e assimilati è molto labile, mentre la speculazione è dietro l'angolo. Luciano Zorzenone, storico esponente dei comitati anti-antenne, è ora particolarmente impegnato sul fronte anti-biomasse. Noi siamo certamente preoccupati, le richieste per costruire impianti stanno uscendo come funghi. Luciano Zorzenone del Cordicom, realtà che da anni vigila sulle centrali da realizzare o realizzate, promette che la guardia rimarrà alta perché questi tipi di impianti, sostiene Zorzenone, non sono spesso finalizzati ad avere ricadute sul territorio, ma bensì per mettere le unghie sui contributi incentivanti dello Stato. Noi diciamo che se c'è la necessità di energia elettrica ha un senso, smaltire i liquami ha un senso, ma coltivare vegetali ad arte con consumo di sementi, acqua, diserbanti per poi dargli fuoco, questo non ci va bene. Ma di cosa stiamo parlando? Si chiede Luciano Zorzenone. Come al solito non usa mezzi termini, anzi rincara la dose. Ci sono dei territori che hanno necessità di corrente, allora una piccola centralina è giusto che si faccia perché c'è una finalità sociale, altrimenti si specula e basta. Bisogna accettare il concetto che in natura nulla si crea e nulla si distrugge e se ci crediamo non possiamo cadere in contraddizione. Zorzenone punta il dito anche sulla scarsità di documentazione che viene fornita rispetto a quanto esce dai camini delle centrali dopo la combustione. Quando avanziamo queste richieste se ne parla in maniera vaga e indeterminata, arriviamo al punto che arriviamo al confronto, dice Zorzenone, ma la documentazione non c'è. Ma secondo i comitanti il potere calorifero è molto basso e quindi bisogna integrarlo con frumento e mais, da qui la necessità di coltivare grandi estensioni a mais. Economicamente chi realizza questi impianti non ci sta dentro, afferma Zorzenone, c'è un contributo governativo e quindi si buttano tutti a capofitto, si parla di 0,28 euro a kilowatt per la vendita in rete e quindi da una parte si specula, dall'altra si parla di biomasse vegetali e poi di biomasse assimilate. Il timore è che si inizi con le prime e poi si continui con le seconde.